Siamo con Francesca Scollo, sfinita ma felicissima per questo successo, l'Aragona che supera il Terrasini, lo supera in classifica e va al primo posto. Francesca, una gran bella partita, la vostra solo un calo nel terzo set, poi tutto andato per il verso giusto. Certo, è stata una bellissima partita, grazie soprattutto al pubblico che ha corso numeroso, è stato davvero emozionante e complimenti anche a loro perché hanno perso una giocatrice di grande importanza che è Alessia Incognito e lo stesso hanno giocato molto bene. Delle mie sono strafelice perché stiamo crescendo ogni partita, come dici tu il terzo set ci stava, un piccolo calo perché eravamo tutte molto nervose, però complimenti alle mie ragazze. Dovevamo vincere assolutamente, dovevamo prendere questi 3 punti che ci fanno comunque stare soli in classifica sopra, così cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo prima possibile. Un primo posto meritatissimo, l'unica sconfitta 3-2 all'andata, avete ripagato le vostre avversarie col 3-1, anche se c'è da dire che la tua ex compagna Alessia Incognito nel caso poteva essere un punto in più. Sì, mancava Alessia Incognito dall'altra parte, però secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, l'abbiamo preparata benissimo durante la settimana, ci credevamo e volevamo assolutamente questa vittoria. Un pubblico che non si vedeva all'Aragona, forse dalla B1. Sì, oggi il primo sold out perché si sentiva l'atmosfera di una partita di vertice, il risultato ci ha sorriso, quindi siamo felici, contenti di aver superato il Terrasini che fino ad ora era l'unica squadra imbattuta del girone e guardiamo ora il proseguo con più soddisfazione. Sabato prossimo abbiamo una trasferta che sicuramente deciderà le nostre sorti per quanto riguarda la prima posizione, perché andiamo a San Cataldo che è la terza forza del campionato. Già quando parlavi di pubblico, per la prima volta si sono organizzati i tifosi, già c'è 54 posti, difatti è tutto pieno e ci saranno pure delle macchine, un centinaio di tifosi ci seguiranno per incitare, speriamo di ritornare con una vittoria per suggermare questo momento magico che la SEA sta attraversando.